prezzi nel comune di Venezia sono calati dello 0,5%. La città più cara d'Italia, secondo l'Istat, è l'unica, assieme a Livorno, che sta vivendo la deflazione nel paese. Deflazione è una parola che spaventa gli economisti perché rivela una fase dell'economia malata dove l'incontro tra la domanda e l'offerta non produce sviluppo. I commercianti sono costretti ad abbassare i prezzi per vendere, ma i consumatori non acquistano comunque. Nonostante i rilievi dell'Istat, però, i veneziani non si sono accorti dell'abbassamento dei prezzi, che secondo invece la Commissione Comunale per il loro controllo riguardano abbigliamento, calzature, telefonia, generi alimentari. Il movimento consumatori Adico insiste nell'affermare che non è stata notata alcuna diminuzione e anche un sondaggio realizzato stamane da Televenezia al mercato di Mestre sembra provarlo. Eppure i centri commerciali e i piccoli negozianti al dettaglio dichiarano di aver praticato su tutti i beni destinati alla massa sconti a raffica, anche solo di qualche centesimo. Sconti che finiscono per pesare sulla borsa di chi vende, ma che non aiuta chi non riesce ad arrivare alla fine del mese perché si tratta di cifre modeste. Quelli che non ricorrono alla scontistica sono i negozi di lusso. Chi può permettersi la qualità non bada a spese, una conferma che la forbice tra ricchi e poveri si è allargata.